Niente, su Pep. Stavo riflettendo su una cosa, cioè che nella vita non ti puoi fidare proprio di nessuno. Nemmeno mamma. Cioè la mamma, ma ti rendi conto? La mamma, il cuore della mamma. Non esiste, non esiste. Perché io lo voglio dire adesso a mia mamma. Mamma, tu per tanti anni mi hai detto, oi beh, mangia di spinaci che fanno bene, mangia di spinaci che ti mettono in forza. Mamma, tu mi fai scirere. Mamma, tu mi vuoi molto. Cioè, forse già lo sapevi che in quegli spinaci molto probabilmente si nascondeva una mandragora. Mamma, tu per tanto tempo mi hai messo davanti alla televisione, ma questo sto riflettendo, no? A vedere i cartoni animati di Braccio di Ferro. Ma che mi volevi fare entrare in questo cervello? Mi volevi insufflare per dire, ma faccio come Braccio di Ferro? E proprio, la mandragora, e le buone dite mi accaputtava. Mamma, cioè, e che delusione. È perché un nutrizionista, il mio nutrizionista, affida di un professionista, quello che ho detto bene, la salute fa bene. Allora no, sempre tutte le cose che fanno bene, alla fine fanno bene veramente. State accorti? Io ho un nutrizionista che dice, dottore, come verdure, le verdure sono importanti. Ma cosa mi consiglia? I broccoli di rape? No, Peppe, no, non lo so. Ma cosa mi consiglia? I rucola del pucciacchietto? Ma forse il puparudilli del ciumello? Ma gli spinaci? Gli spinaci fanno bene, bravo, hai intuito bene, gli spinaci fanno bene. Pure tu mi levi molto, dottore nutrizionista, una tua scienziata. Ma allora di chi ci dobbiamo fidare? Nemmeno più dei coltivatori diretti, che direttamente pigliano una cosa per l'altra. Ma perché non può segnare in coppa con un lapis? Non lo so, mandranno spinaci con una lettera, non lo so come lo trovate meglio voi. Cioè, guarda, è incredibile. Cioè, in un mondo in cui ci siamo schivati il Covid, stiamo scansando le bombe, i missili di Putin e Zelensky, e alla fine l'assassino fruttaiolo.